cercherò di sfrondarlo. Questo è un appuntamento importante, perché è vero che questo è un congresso intermedio, nel senso che faremo un congresso articolato tra un anno quando ci sarà il congresso nazionale. E tuttavia credo che in questa fase questo congresso assuma un'importanza fondamentale. Io vorrei fare preliminarmente due riflessioni sull'Italia. Ormai nei partiti si parla poco dell'Italia, nei partiti territoriali, eppure io credo che sia importante fare un po' di riflessione su questo aspetto, perché insomma ciascuno di noi è anche chiamato a interpretare quella che si chiamava un tempo la linea del partito sul territorio. Come molti di noi sanno, noi sosteniamo il governo Monti. Sosteniamo il governo Monti e ci siamo presi le critiche di parecchie persone che contestano questo nostro appoggio al governo Monti. Il governo Monti è socialmente iniquo, il governo Monti mette le mani nelle tasche degli italiani, il governo Monti fa tagli, il governo Monti ci ha portato ad una pressione fiscale insostenibile. Queste critiche sono giuste, non è che sbagliano quelli che dicono così. Il problema era capire quale fosse l'alternativa. Noi siamo arrivati a questo governo perché il governo precedente non ce la faceva. Il governo precedente ha negato le crisi, il governo precedente ha tagliato la spesa pubblica riducendo i servizi. Il governo precedente ha portato l'Italia sull'orlo di un baratro e a quel punto, con la maggioranza di centrodestra in Parlamento, noi avevamo due scelte. Una era quella di puntare i piedi, dire che volevamo andare alle elezioni, ma attenzione, con una maggioranza di centrodestra in Parlamento poteva tranquillamente formarsi un altro governo, un governo conservatore, un governo misto di tecnici e di politici, oppure potevamo assumerci le nostre responsabilità e stare in governo. Noi abbiamo scelto questa seconda strada. Certo, se noi avessimo scelto la prima ipotesi, saremmo stati anche, alcuni di noi sarebbero stati anche a posto con la coscienza, avrebbero approvato delle riforme sociali più inique di quelle che ci sono oggi, avrebbero magari cancellato l'articolo 18, poi saremmo tornati a casa e avremmo fatto un corteo. Poi ognuno a casa sua sarebbe andato a posto con la sua coscienza. Abbiamo fatto il corteo, abbiamo detto la nostra, abbiamo gridato, ma intanto l'articolo 18 non ci sarebbe stato più, probabilmente. Intanto le misure sociali sarebbero state ancora più inique di quelle che sono oggi. Il ruolo dei democratici in questo governo è stato quello di incalzare questo governo giorno per giorno e di sottolineare una serie di questioni. Se hanno redistribuito, seppure in minima parte, il reddito dalla rendita, dal lavoro, le tasse dal lavoro alla rendita, probabilmente questo lo si deve anche al lavoro dei progressisti. Chi ha posto il problema degli esodati? Siamo stati noi. Chi ha puntato i piedi sull'articolo 18? Siamo stati noi. Quindi i critici del governo Monti non ci vengano a raccontare che insomma si è trattato, diciamo, di un appoggio irresponsabile. Irresponsabile probabilmente chi l'ha votato anche la fiducia nel primo momento in cui si è tirato indietro. Ora, noi questo abbiamo fatto con senso di responsabilità e adesso noi ci prepariamo a governare l'Italia. Ci prepariamo a governare l'Italia, secondo me, puntando su almeno tre elementi fondamentali. Il primo è quello dell'equità sociale. Questo è un paese che ha tante diseguaglianze. Non è solo un problema delle categorie produttive, è un paese che ha diseguaglianze. Noi non distribuiamo abbastanza il reddito in questo paese e questo ha anche delle conseguenze difficili per la domanda. Insomma, la gente compra meno e si produce meno. Ma la questione dell'equità non basta. Questo paese deve tornare a crescere, deve tornare a svilupparsi. E nel momento in cui un paese vuole crescere, deve puntare sulla più grande risorsa che oggi c'è, diciamo, nel mondo. Per crescere dobbiamo metterci a studiare. Per crescere dobbiamo diventare un paese che punta fondamentalmente sul sapere, sulla scuola. È un tema che noi sottolineiamo spesso, anche in alcuni ambienti vicino a Confindustria hanno cominciato una campagna di questo tipo sul valore della cultura. Ma guardate, il livello di turbolenza che ha raggiunto questo paese con il precedente governo, con il governo centrodestra,
accettabile. Quando il ministro del tesoro dice signora, lei non mangerà, lei non potrà mai farsi un panino con la Divina Commedia, dimostra di essere un truculento. Perché proprio quando con la Divina Commedia, a parte il fatto che con i libri il campo sa di gente, questo forse il ministro Tremonti lo sa, ma resta il fatto che un paese che non studia e che non investe in formazione e ricerca non fa innovazione. E un paese che non fa innovazione non è un paese competitivo sui mercati internazionali. Molto semplice, evidentemente qualcuno non lo sa, bisognerebbe spiegarlo al ministro Gelmini. Il terzo punto, il terzo pilastro della strategia del nostro partito è l'Europa. Guardate, alcuni vogliono uscire dall'Europa. C'è per esempio Grillo che l'ha detto apertamente, probabilmente sarebbe il caso di uscire dall'Europa. La destra continua su questa linea di euroscetticismo ormai da troppo tempo. E tuttavia bisogna chiedersi che cosa propongono questi che vogliono uscire dall'Europa. Qual è il senso di questa proposta? Noi abbiamo già perso la sovranità nazionale. Forse non è chiaro a molti, ma attualmente governano i mercati. Le politiche